Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Durante la giornata di ieri un barcone si è rovesciato nelle acque della Libia. A bordo ci trovavano 47 persone che sono annegate, mentre alcune risultano essere disperse. Il governatore della regione siciliana, Renato Schifani, insieme a Valerio Valenti e Salvatore Coscina, si sono recati a Lampedusa per una visita all'hotspot di Contrada Imbriacola e per incontrare il sindaco Filippo Mannino. 10 siciliani e siciliane sono state elette come membri della direzione nazionale del Partito Democratico durante l'Assemblea nazionale che si è tenuta ieri a Roma. Il segretario regionale del PD in Sicilia, Anthony Barbagallo, ha commentato che il nuovo corso del PD di Elly Schlein parte nel migliore dei modi e ha espresso la sua soddisfazione per la rappresentanza di esponenti di qualità provenienti dalla Sicilia. È stato minacciato un avvocato che avrebbe dovuto difendere il boss Matteo Messina Denaro. Dopo aver tentato di rimettere il mandato di difensore d'ufficio nel boss del processo per le stragi di Capaci e Via D'Amelio, in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, l'avvocato Calogero Montante torna a chiedere di poter rinunciare ad assistere il capomafia. È morto l'avvocato Salvatore Barreale, originario di Belmonte Mezzagno, conosciuto da tutti nel suo comune. L'Associazione Giuristi Siciliani ha espresso cordoglio per la morte del professionista. I funerali di Salvatore Barreale saranno celebrati oggi, lunedì 13 marzo alle ore 16, nella chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.